Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con un altro appuntamento sulla Coppa del Mondo del 2021, dove vediamo uno degli altri protagonisti, Sergej Karjakin, che giocò contro Samuel Shankland la seconda partita a tempo lungo. Non dirò per ora chi dei due ha vinto il match. Diciamo che Karjakin aveva perso la prima partita e ora doveva assolutamente vincere questa per accedere agli spareggi e provare quindi a eliminare il suo avversario e continuare al round successivo del torneo. Karjakin aveva il bianco che quindi aveva il vantaggio del tratto. Ecco, in questa posizione Samuel Karjakin non ha bisogno di presentazioni perché credo che abbia già vinto una Coppa del Mondo, è stato campione del mondo Blitz, è stato vice campione del mondo, ovvero è stato sfidante per il match per il campionato del mondo contro Carlsen, quindi non lo stavo nemmeno presentando. E Samuel Shankland è un fortissimo giocatore statunitense con 2700 punti elo. Mi sembra che abbia anche vinto il campionato statunitense, che non è affatto un torneo debole. E quindi è una lotta tra due colossi, dove però Karjakin è favorito, ma deve appunto ha un punto di svantaggio e deve vincere perché la patta per lui equivale a una sconfitta. Vediamo allora come iniziò Karjakin questa partita. Karjakin iniziò con E4 e qua venne sorpreso con E6, che non è l'apertura tradizionale di Shankland. A questo punto quasi tutti nell'Elite giocano D4 contro la francese, questa è la difesa francese, quasi tutti ad alti livelli giocano D4 occupando il centro con entrambi i pedoni, ma per fare una controsorpresa, per sbilanciare al massimo la partita, Karjakin giocò D3. Questa mossa D3, che occupa meno spazio nel centro ma è molto pericolosa, si chiama attacco indiano. Diciamo che mi ricordo che quando ero piccolo al circolo mi dicevano che erano violenti questi attacchi, si chiamava attacco indiano perché era un attacco violento come quelli degli indiani d'America nei film western, che facevano attacchi devastanti. Effettivamente l'attacco è devastante, molto violento, l'attacco che si formerà sull'ala di re, e il paragone ci può stare. Quindi qua il nero continua con D5, la mossa della francese, cavallo D2. In caso di D per E4 si vuole catturare di pedone senza permettere il cambio delle donne. Nero gioca cavallo F6, cavallo F3, alfiere 7 e G3, lo sviluppo in fianchetto. A questo punto Shankland, diciamo che qua è una posizione chiusa, semichiusa, se si guardano le due catene di pedoni si intuisce che il bianco vorrà attaccare sull'ala di re, bisogna seguire la freccia dei pedoni, il nero sull'ala di donna. Shankland inizia l'espansione a ovest, Karjakin gioca alfiere G2, A4 e A3. È molto importante giocare A3, questo viene suggerito dal grandissimo Bobby Fischer, questo viene scoperto da Bobby Fischer già negli anni 60, negli anni 50. Bobby Fischer ci ha lasciato partite bellissime sull'attacco in indiano e non escludo che potremmo vederne una insieme magari in futuro. Quindi A3 è molto importante per non lasciare al nero prendere ancora più spazio. A3 il nero gioca C5, arrocco, cavallo C6, torre E1. A questo punto il nero arrocca e qua E5. Cavallo D7, cavallo F1. Ora l'idea tradizionale del bianco è giocare alfiere F4, H4, cavallo H2, volendo spingere il pedone fino in H6, oppure a volte giocare cavallo G5, donna H5, attaccare contro il pedone in H7, questa è una delle idee tradizionali. Il nero se ne frega e continua l'attacco sull'ala di donna. H4, alfiere B7, H5, in stile Alfa 0. Alfa 0 è un motore potentissimo, molto più forte, che usa una nuova tecnologia, molto più forte dei motori che c'erano prima di lui. E questo motore ha cambiato le preparazioni di molti giocatori perché suggerisce spesso e rivaluta completamente alcune spinte del pedone H. In realtà, in questa posizione specifica, dico in stile Alfa 0, in questa posizione
specifica si sapeva già da tempo che il piano di spingere il pedone H è uno dei piani più temuti. Il nero gioca H6, Karekin continua con alfiere F4, continuando lo sviluppo, donna B6. Ecco, e a questo punto Karekin gioca donna D2. È interessante perché si potrebbe a volte preparare un sacrificio in H6. A questo punto torre Fc8, che non è male, perché l'alfiere così può tornare in difesa. Nel senso, se ora il bianco sacrificasse, avrebbe così quindi due pedoni per un pezzo, qua Nero potrebbe cercare appunto di difendersi portando appunto i suoi pezzi in difesa. Un altro piano potrebbe essere donna D8 e donna F8. Per questo aver portato la torre in C8 aiuta a sgomberare la casella in F8 per alcuni pezzi neri che possono difendersi lungo la diagonale. Forse donna D8 è abbastanza buona. Impedisce cavallo G5 perché questa casa è controllata due volte, poi si prepara appunto donna F8. Ecco qua, normalmente il bianco, secondo la teoria, secondo le partite che si giocavano, il bianco di solito provava a giocare cavallo H2 per poi giocare cavallo G4, intensificare i sacrifici. Questo è il metodo classico. Ma Karekin gioca un metodo nuovo, un metodo innovativo di concepire queste posizioni. Gioca G4. G4 e vuole creare appunto il cosiddetto attacco alla baionetta, il cosiddetto pawn storm, la tempesta di pedoni nella letteratura scacchistica inglese, o attacco alla baionetta va benissimo, appunto l'attacco della fanteria sull'ala di re, dove è vero che il bianco spinge i pedoni del proprio arrocco, ma questa è una cosa tipica di moltissime aperture dell'est indiana, degli attacchi indiani appunto. Un piano potrà essere addirittura muovere il re, mettere il cavallo da qualche parte, la torre in G1 e spalancare il gioco con G5 per attaccare improvvisamente il re nero lungo la colonna G. Notiamo che il bianco ha più pezzi sull'ala di re, tutti i pezzi bianchi sono puntati sull'ala di re, quindi in questa situazione concreta il centro è chiuso, in questa situazione concreta non comporta gravi problemi indebolire il proprio re. A questo punto Shankland gioca donna di 8 per portare un po' qualche pezzo in difesa, cavallo H2, si poteva già giocare G5, però è meglio portare altri pezzi, cavallo H2, torre A6 è stata giocata, e diciamo che il nero sta manovrando sull'ala di donna, re H1 per portare in gioco tutti i pezzi. Il nero gioca B4, torre G1, creando un fortissimo attacco a raggi X contro il re. Nero gioca cavallo F8. A questo punto il bianco cattura in B4. Nero ricattura. E a questo punto, visto che su G5 potrebbe esserci il rischio, dopo alcuni cambi, che magari il nero alla fine catturi il pedone in E5, che è un forte pedone centrale, Karekin gioca D4, prima di tutto per consolidare la catena di pedoni, poi si prepara questa spinta senza nessuna fretta. Il nero continua con cavallo A5 per creare appunto iniziativa, se vuole mettere il cavallo in questa casella, espandersi, avanzare i pedoni, creare un pedone passato e andare a donna. G5. A questo punto è giunto il tempo immaturo per lo sfondamento sull'ala di re. Cavallo C4, donna C1, mantenendo la donna lungo questa diagonale, a capera alfiere per. A questo punto B3 fu la mossa di Shankland, che continua a espandersi. A questo punto alfiere per, donna per e alfiere F1, aprendo la colonna G e inchiodando anche il cavallo, così che non è male, e volendo, provando a riportare l'alfiere in D3, dove può attaccare alcune caselle nell'ala di re. A questo punto ormai il dado è tratto, già stato varcato il Rubicone, non si può più tornare indietro. Il nero gioca A3. E sembra che il nero abbia un attacco irresistibile, sembra che il nero stia andando a donna. Forse Karekin è esagerato, Shankland si qualificherà. Su B per A3 seguirebbe B2 con una devastante forchetta. A donna e torre si vuole catturare la torre promuovendo. Su C per B3, A per B2, idem. Cosa fare dunque? Abbandonare, giocare una mossa difensiva. Ora, 2 punti esclamativi. La sorprendente
torre per G7, un sacrificio di torre che demolisce totalmente la posizione nera. Il nero giocò re per G7, cavallo G4, portando tutti i pezzi sull'ala di re. La minaccia è giocare donna H6 seguita da cavallo F6 con attacco devastante. Per esempio, se il nero gioca la materialista A per B2 seguirebbe donna H6, re G8, cavallo F6, scacco. Non c'è nessun altro rimedio che dare la donna e per F6 portando anche il pedone in attacco, e su B per A1 donna, anche se il nero ora ha 2 torri di vantaggio, non per la donna perché appena promosso, donna G7 matto. Il nero potrebbe provare a portare i difensori a difendere questa casella, ma soccomberebbe nella stessa maniera. Donna H6, re G8. Ora ci sono due modi di vincere, o alfiere D3 o l'ancor più bella, cavallo F6. Ora su cavallo per su re H8, unica mossa di re matto, su cavallo per F6 ora non e per F6, dopodiché il nero porterebbe la donna in difesa in F8, diciamo smorzando un po' l'attacco del bianco, ma su cavallo F6 alfiere D3, 2 punti esclamativi, con idee di e per F6 e in caso di donna F8 matto in H7, idea che se il cavallo si muove si dà matto, e idea che c'è anche torre G1. Per esempio, se il cavallo si muovesse qui si può vincere con donna H7, re F8 e donna H8 matto. Se il nero gioca cavallo E4 per tappare l'alfiere, torre G1 con attacco da matto. Su cavallo G5 si può prendere il cavallo, giocare donna H7, il cavallo inchiodato, tutti i pezzi bianchi prendono parte all'attacco, re F8, donna H8 matto. Un attacco davvero notevole. Il nero in questa posizione, dopo cavallo G4, giocò F5. A questo punto Karjakin catturò en passant, donna per, cavallo per. A questo punto diciamo che Karjakin ha la donna in più, ma bisogna ancora rompere le difese di Shankland. E a questo punto Shankland giocò A per B2 dando una forchetta. Cosa sarebbe successo su cavallo per F6, su re per F6? Probabilmente si sarebbe vinto donna G5 scacco, re F7, B per A3. Qua non rimane molto su B2, si può muovere il cavallo e dopodiché il bianco probabilmente vincerà lentamente. Ci sono varie idee per poter vincere questa posizione. Anche su B per C2, non so, perché H6 si può vincere, no? Questo pedone non va a donna. Si vuole invadere questa casella e sì, penso che il bianco dovrebbe vincere senza grandi problemi. Donna G7, H7, anche il bianco vuole promuovere. Quindi A per B2 per cercare un controgioco. Donna G5 scacco, su re H8 seguirebbe matto, re F7, H6, si vuole continuare ad avanzare il pedone. A questo punto B per A1 donna riceverebbe matto in una, quindi bellissima. H6 di fatto è un sacrificio di torre di donna, sta sacrificando 14 punti di materiale. 13 punti perché il pedone scompare. Scompare un pedone ma si cattura una torre ottenendo una donna. Quindi il nero guadagna 13 punti, ma prende matto, la partita finisce. Il nero giocò cavallo G6 per parare il matto e a questo punto cavallo H4. Devastante. Questa si chiama deviazione. Ora su cavallo per H4 seguirebbe donna G7 matto. Il nero catturò in B1 promuovendo a donna. Cosa sarebbe successo su torre G8? Sarebbero stati vari modi di vincere. Un modo carino poteva essere H7. L'idea è prendere la torre con matto praticamente. Su B per A1 donna, presa, donna E8, re di 6, donna di 7 e la fuga del re è finita grazie al pedone in D4. In caso di torre G7, come si potrebbe vincere? Cavallo per G6. E ora per esempio su B per A1 donna,
Nero avrebbe più materiale, ma c'è un piccolo dettaglio, ricordiamoci di un concetto visto in un precedente video, la sottopromozione cavallo H8, il terzo cavallo sulla scacchiera da scacco matto. Il re è intrappolato dai 3 cavalli bianchi dalla propria torre. Scacco matto. Fortissimi, no? 3 cavalli. Davvero notevole. Questo ciò che sarebbe successo su torre G8. In partita Shankland provò a giocare B per A1, ma donna per G6. Su Re F8, donna G7, matto in una. Re 7, donna G7. Su Re D8, matto in una. Su Re D6, donna D7, matto. Matto dato da questi pezzi. In una partita davvero notevole, nella posizione finale il nero ha un notevole vantaggio di materiale, ma il suo re è perduto. Grazie a questa partita Karekin pareggiò il match a tempo lungo e poi riuscì a prevalere nei match rapidi, nei match semilampo e a qualificarsi per il turno successivo. Spero che questa partita vi sia piaciuta, spero che riusciate a immedesimarvi nella situazione di Karekin che doveva per forza vincere, non aveva altre scelte, se pattava veniva eliminato, e speriamo di vederci presto con altre partite. Alla prossima, grazie mille. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!